Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Ancora sangue sulle strade, sulla statale 514, la Catania-Ragusa. Una bimba di 2 anni muore in uno scontro tra l'auto in cui viaggiava con i genitori e un minivan. Nell'incidente anche 5 feriti, 2 in gravi condizioni. Un quindicenne invece muore a Favara. Sono stata violentata a Messina, la denuncia shock di una quindicenne. Lo stupro sarebbe avvenuto a Piazza Cairoli. Sull'episodio indaga la polizia. Monreale, oggi i funerali di Simone Latorre, il 23enne è morto a Mondello dopo essere scivolato dal gommone che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici. Messina, scatta l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella, 7 indagati, il legale parla di suicidio annunciato. L'Etna non va in vacanza, nuova bocca effusiva sul versante sud, colata lavica a quota 2800 metri. Catania, si attendono per oggi i primi riscontri dell'ARPA sulla qualità dell'aria nella zona industriale dove non è stato ancora completamente domato l'incendio in un'azienda della Quinta Strada. 2 i vigili del fuoco intossicati. Calcio, il Catania vince 6-0 nell'amichevole di presentazione contro il La Valletta al Massimino, esordio con gol per D'Ausilio. Come avete sentito dai titoli, c'è stato un tragico incidente sulla strada statale 514, la Ragusa-Catania. A perdere la vita è stata una bambina di appena 2 anni, originaria di Comiso, che viaggiava insieme ai genitori. Il mezzo si è scontrato frontalmente con un minivan in un territorio di Licodia Eubea. Il bilancio è di un morto, come dicevo, e 5 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Sull'incidente indaga la polizia stradale di Ragusa, mentre un ragazzo di 15 anni, Samuele Messina, è morto ieri sera in un incidente avvenuto a Favara, fatale, una caduta in scooter mentre percorreva una via del centro. E a Messina, ci spostiamo a Messina, in piazza Carioli, la denuncia di una quindicenne che accusa di essere stata violentata da uno sconosciuto. Sono in corso le indagini della polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona. Sentiamo Francesco Triolo. La squadra mobile della questura di Messina sta indagando su un presunto episodio di violenza sessuale che si sarebbe verificato nella notte nella centralissima piazza Cairoli. Vittima una quindicenne che sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto in una via a pochi metri alla piazza centrale. La ragazzina, visibilmente scossa, avrebbe chiesto aiuto ad un familiare che ha chiamato il numero unico di emergenza del 112. Sul posto sono giunte le volanti della polizia ed un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale al pronto soccorso del Policlinico. Lì avrebbe confidato al medico di turno di essere stata violentata. Così è stato attivato il codice rosso previsto per reati di questa natura, è stata informata la polizia ed il magistrato di turno. Gli agenti hanno già raccolto alcune testimonianze per cercare di ricostruire velocemente la vicenda e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Sulla vicenda c'è il massimo riservo anche per tutelare l'identità della vittima, che dovrà essere ascoltata dagli agenti alla presenza di uno psicologo. Oggi i funerali di Simone Latorre, il giovane di 23 anni ucciso dalle eliche del gommone a Mondello nel Palermitano. Dopo l'ispezione cadaverica il corpo è stato restituito ai familiari e non ci sarà autopsia. Tonino De Mana. Una morte orribile, dilaniato dalle eliche del gommone che insieme ad alcuni amici aveva preso a noleggio per trascorrere qualche ora spensierata. Ed invece quel giro in mare si è rivelato fatale per Simone Latorre, il giovane di 23 anni di Monreale, morto dopo essere caduto dal natante a largo di Mondello. Secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, Simone sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del natante di 9 metri quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, finendo risucchiato nelle eliche del motore e riportando gravissime ferite al torace. Su disposizione della magistratura non è stata disposta l'autopsia, il medico legale ha soltanto eseguito l'ispezione sul corpo, poi la salma è stata restituita alla famiglia. Oggi nella chiesa di Santa Teresa a Monreale saranno celebrati i funerali. La vittima, diplomata all'Ipsia Enrico Medi a Palermo, lavorava come meccanico. Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia, dice Rosi Lamantia, insegnante di Simone, una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia. È un onore quando i genitori ci affidano 2 figli, il loro bene più prezioso. Sul Molo Vecchio resta il gommone bianco.
I finanzieri di Palermo hanno arrestato all'aeroporto Falcone Borsellino 2 cittadini stranieri con 6 kg di sigarette di contrabbando. I finanzieri, insospettiti dal comportamento dei 2 stranieri, hanno perquisito il bagaglio e scoperto 320 stecche di sigarette prive dei sigilli dei monopoli di Stato. I 2 corrieri sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere Pagliarelli di Palermo. E a Messina è scattata l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne di Noto accusato di aver ucciso Sara Campanella. L'avvocato parla di suicidio annunciato. Settimana prossima l'autopsia sul corpo. Francesco Triolo. Era chiaramente un suicidio preannunciato. La perizia psichiatrica l'avevamo chiesta in tempi non sospetti e nessuno ce l'ha mai data, non c'è stata concessa. Adesso ci saranno delle responsabilità che chiaramente andranno accertate. Le parole dell'avvocato Giuseppe Cultrera, legale della famiglia di Stefano Argentino, fanno comprendere come sarà aperto un nuovo capitolo di una tragedia che ha distrutto 2 famiglie. Sul suicidio nel carcere di Gazzi a Messina del 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo è stata aperta un'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone, la direttrice, la vice direttrice dell'istituto di pena, la responsabile del trattamento e il pool di esperti tra psichiatri e psicologi che avevano in cura il giovane. Tutti hanno ricevuto un avviso di garanzia, procedura standard in questi casi. La procura diretta da Antonio D'Amato vuole accertare perché al giovane è stata tolta l'alta sorveglianza che aveva sino a 15 giorni prima. Intanto però dall'informativa dei carabinieri emergono sempre più nuovi dettagli sulla vicenda. Gli investigatori hanno ricostruito tutto e dall'analisi di telefonine e computer di Argentino si evidenzia la sua ossessione tramutata in odio e sede di vendetta nei confronti della 22enne di Misilmeri, così come il suo piano sin dall'ottobre 2024, uccidere la ragazza e poi suicidarsi. Martedì il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariarò conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino, che sarà effettuata all'obitorio del Policlinico. Indagini in corso a Campobello di Mazara nel Trapanese per capire cosa sia realmente accaduto venerdì sera nel corso di quella che viene definita una spedizione punitiva e che ha visto vittima lo chef Tonino Cognata e il figlio. Laura Spanò. Proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione di balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazzo da un gruppo di 5 persone. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un battibecco tra lo chef e un cameriere di un altro ristorante. Dopo una discussione avvenuta a pranzo, in serata 4 uomini e il cameriere sarebbero entrati nel locale da un ingresso secondario e avrebbero colpito Cognata con calci, pugni e una grossa mazza da baseball. Il figlio, intervenuto per difendere il padre, ha riportato la frattura di un polso, prognosi per lui 30 giorni, mentre lo chef ha subito ferite alla testa suturate con diversi punti e una prognosi di 15 giorni. Ho vissuto sulla mia pelle la gravità di cosa è successo, ma se chi si è reso responsabile di tutto ciò vuole farmi delle sincere scuse, davanti a una stretta di mano sono pronta a perdonarlo perché sono un uomo che non porta rancore, dice lo chef. I carabinieri hanno già ascoltato testimoni e acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate. E restiamo nel Trapanese perché potrebbe essere un omicidio premeditato quello di Francesco Dino. Questo almeno secondo le prime ipotesi, con gli investigatori che si riservano di interrogare l'aggressore. In stato di fermo al momento a Trapani c'è Giacomo Pecoraro. Ancora Laura Spanò. Vecchi rancori mai sopiti quelli tra il bracciante Francesco Dino di Prizzi e Giacomo Pecoraro di 26 anni di Palazzo Adriano, rancori acuiti probabilmente anche dallo stato di salute del giovane che pare soffrisse di disturbi psichiatrici. Giovedì poi l'omicidio. Pecoraro ha colpito con diversi fendenti la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione, colpi che non hanno lasciato scampo al bracciante, trasportato in soccorso al civico di Palermo e deceduto prima del suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Pecoraro era invece fuggito facendo perdere le sue tracce. Erano state allertate tutte le compagnie di carabinieri, non è escluso che già i militari dell'Arma sapessero dove il giovane si stava dirigendo e sabato, dopo 2 giorni di fuga, sono andati a colpo sicuro. Il giovane è stato rintracciato e tratto in stato di fermo dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Al momento il movente per questo omicidio sarebbe quindi la vendetta covata da tempo dall'aggressore nei confronti della vittima che alcuni anni fa, dopo un litigio,
aveva presentato denuncia ai carabinieri nei confronti del giovane. La sorella di Francesco Dino ha raccontato che Pecoraro aveva tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello a Prizzi, lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo, fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Un racconto questo che rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, legale della famiglia della vittima. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. 6 è stato registrato dalla sala sismica INGV di Roma alle 6:31 di questa mattina. La scossa è stata localizzata tra Reggio Calabria e Messina a una profondità di 11 chilometri. E in una delle giornate di maggiore traffico turistico, l'Etna è tornato a dare spettacolo con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. Rimane comunque operativo l'aeroporto di Fontanarossa. Lorena Dolci. Ecco il fiume incandescente che avanza. In queste immagini girate dai vulcanologi dell'INGV, la colata prodotta dalla nuova bocca che si è aperta a quota 3000 metri. Da stamattina c'è una piccola colata lavica che si propaga in direzione sud-ovest. Attualmente la colata ha uno spessore di circa 2 metri e avanza molto lentamente. I vulcanologi dell'osservatorio etneo monitorano H24 la situazione. Secondo le prime rilevazioni, la nuova bocca si trova in un'area già interessata da precedenti episodi eruttivi ed è debolmente alimentata. Tutte queste fenomenologie rientrano in quello che è il normalissimo quadro di attività del vulcano di questo periodo, dove i parametri di monitoraggio si mantengono tutti su livelli bassi e medi. L'attività vulcanica arriva in un fine settimana caratterizzato da un intenso flusso di partenze e arrivi in Sicilia. Finora non si registra emissione di cenere e quindi sembra scongiurata la ricaduta di sabbia lavica che in passato ha creato molti disagi all'aeroporto. Lo scalo di Catania resta operativo, ma è stato emesso un avviso di allerta voli di livello arancione, una misura che consente di mantenere alta l'attenzione senza interrompere le operazioni di volo. Le autorità aeroportuali invitano comunque i passeggeri a verificare eventuali modifiche agli orari dei voli e recarsi in anticipo in aeroporto. L'Etna non va in vacanza e offre spettacolo a turisti e residenti, mentre le immagini diffuse anche sui social fanno il giro del web. E l'incendio alla zona industriale di Catania non è stato ancora domato del tutto e forse serviranno altri 2 o 3 giorni. Intanto cresce la preoccupazione per il danno ambientale. 2 i vigili del fuoco intossicati nelle operazioni di spegnimento. Tonino De Mana. Brucia ancora e serviranno almeno 2 o 3 giorni per avere ragione delle fiamme che hanno incenerito un impianto che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla Quinta Strada, nella zona industriale di Catania. Coinvolte 2 aziende, l'Etna Global Service ed Ecolandia. Nell'incendio 2 vigili del fuoco sono rimasti intossicati. Il rogo sta interessando rifiuti e materiale di scarto e da oltre 24 ore impegna i vigili del fuoco che stanno intervenendo con mezzi speciali, mentre il comune di Catania ha messo a disposizione numerosi autobotti. Presenti anche Protezione Civile, un'ambulanza fissa del 118 ed che sta effettuando controlli per verificare la qualità dell'aria ed il cui esito dovrebbe essere comunicato nelle prossime ore. Ingente il danno ambientale sia per l'estesa area compromessa ma anche per il diffondersi nell'aria della temuta diossina. La zona, come vedete, è off limits per consentire gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Sull'inferno alla zona industriale si registra l'allarme dei sindacati. Ci preoccupa seriamente per la salute dei lavoratori che operano nella zona industriale e per i cittadini. Abbiamo la necessità di capire dalle amministrazioni se c'è un rischio serio per tutta la popolazione. Purtroppo è una situazione che allarma un po' tutta la Sicilia. Adesso preoccupa anche la diossina che si sprigiona nell'aria. Non possiamo sottovalutare quello che è accaduto, facciamo sempre continui appelli affinché i corpi di polizia, di vigili del fuoco possano essere aumentati. Ormai le emergenze sono all'ordine del giorno. Si indaga sull'innesco, probabilmente avvenuto per sfregamento di materiali ferrosi. Adesso c'è la pubblicità, poi rientriamo per parlare della Sicilia, raccontata negli Stati Uniti da Nicolas Calia, e anche della musica di Cristiano De André.
Estate e turismo, boom di arrivi nell'isola e c'è chi sceglie la Sicilia più autentica anche grazie ai racconti social di Nicolas, giovane di Salemi che a New York ha riscoperto la potenza della sua terra e fatto da ponte social e culturale con gli americani. Eva Spampinato. Quando venivo in vacanza mi sedevo a casa, mia madre mi preparava, mio padre mi portava cose dell'orto, 15 milioni di visualizzazioni. Da Salemi, piccolo gioiello della Sicilia occidentale, a New York è il ritorno per riscoprire dall'altra parte dell'oceano quanto la Sicilia abbia da raccontare e da offrire. In America, per quanto bella può essere, non riesci a trovare qualcosa così, vulcano, il mare, ma anche il sapore della verdura che cresce qua, del pomodoro. La storia di Nicola Scalia, 35 anni, è quella di tanti giovani che lasciano la propria terra per imparare l'inglese all'estero e aprirsi a nuovi orizzonti. Lavorano in ristoranti, cameriere, bartender, tutto quello che c'era da fare. Londra, Madrid, Miami, fino a New York, dove ha trovato il successo e la nostalgia. E così è nata, l'idea di Visit Sicily. Ho visto quanto siciliani c'erano in America, devo iniziare a fare il ponte tra gli Stati Uniti e la Sicilia. Tra un video e l'altro Nicolas, con la sua pagina Visit Sicily, quasi 700.000 follower, è diventato un ambasciatore non ufficiale ma assolutamente autentico della Sicilia in America. Faccio video di tutti i generi, anche video di cultura, divertenti, lingua, tutto, cibo. Io per dire sono andato a Google, vado a prendere un piatto di pasta e quello era di Catania e io subito esco il telefono e io ho fatto il video. In 2 minuti già lo metto su, non faccio tanto editing. Cos'è che gli americani poi cercano quando vengono in Sicilia? L'autenticità, vogliono vedere le cose vere, li ho presi per il cuore perché magari hanno avuto un nonno, una nonna che cucinava delle cose alla stessa maniera, facendole vedere la gente come si emoziona. Quanti anni che stai in Australia? Anche il turismo si reinventa e oltre alle classiche visite guidate, l'ultima tendenza è quella delle esperienze. Le esperienze che piacciono agli americani sono quelle familiari. Faccio venire i clienti a casa mia, dentro casa mia, con mia madre e mio padre. Gli facciamo fare i cannoli, gli facciamo fare la pasta, la busiata. C'è chi vuole venire qua e non vuole il lusso, vuole più rurale. C'è chi certamente vuole. Quindi non saprei, lasciamola per com'è, la Sicilia. E doppio appuntamento in Sicilia per Cristiano De André che canta De André Best Of Estate 2025, atteso a Zafferana Etnea e a Marina di Modica per 2 ore e mezzo di concerto dedicato al repertorio del padre Fabrizio. Roberta Lunghi. C'è un filo rosso che lega le canzoni di mio padre dalla prima all'ultima, che solo l'amore, la compassione e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Buon concerto. Da eredità pesante a condivisione e orgoglio, Cristiano De André canta il padre Fabrizio con amore e convinzione. La sua figura sul palco è forte e credibilissima, tanto da aver incantato il pubblico di tutta Italia con De André canta De André Best Of Estate 2025. Un ennesimo omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora attuali per gli argomenti trattati. I temi sono vari, si parla del sociale, si parla di politica, si parla del potere, dell'amore, della guerra e tanti temi a lui cari. Ma che bello caffè, fuori in carcere 6 anni fa, qua ricetta che Cicilin della compagno di cella ci ha dato mamma. 2 gli appuntamenti in Sicilia, il 12 agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e il 13 agosto all'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica per 2 ore e mezza di concerto dedicato al meglio del repertorio in una summa difficile da comporre dopo i 4 album De André canta De André. È sempre difficile riuscire a fare una scaletta con le sue opere perché vorresti cantarle tutte. Grandi musicisti sul palco di questo spettacolo voluto da Cristiano, abile interprete, cantautore, straordinario polistrumentista e figura carismatica. Gli chiediamo se Cristiano canterà anche se stesso, ma per quello bisognerà aspettare, forse anche solo fino a febbraio. Sto scrivendo il 9° disco mio, che è quasi pronto e mi auguro di presentarlo a Sanremo l'anno prossimo, poi con un mio tour di canzoni mie. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo con il calcio e con il Catania che ha presentato la squadra al Massimino.
Calcio, si è conclusa 6-0 per il Catania l'amichevole disputata allo stadio Massimino contro i maltesi del Valletta. Nel corso della serata presentata alla squadra e l'ultimo acquisto Michele D'Ausilio. Sergio Colossi. Sarà un Catania vivace, brillante e imprevedibile. La sensazione del ritiro diventa quasi certezza dopo l'amichevole del Massimino contro i modesti maltesi del Valletta. Emanuele Cicerelli regala assist e gol, mentre il neorostazzurro Michele D'Ausilio, in attesa dell'esordio, porta in dote numeri da spettacolo e strappa applausi alla presentazione della squadra davanti a quasi 4.000 spettatori. 6 gol di un Catania equilibrato e divertente, dalla giocata mai scontata sulla tre quarti. Buone indicazioni per Toscano, che si è affidato al solito 3-4-2-1 con Dini in porta, Gherardi di Gennaro, autore del vantaggio al sesto su angolo di Cicerelli, e Celli in difesa, esterni di centrocampo Casasola e Donnarumma, interni Corbari e Guaini. Sulla tre quarti Gimenez e Cicerelli con Forte in attacco. Poco dopo la mezz'ora il raddoppio di Guaini, favorito da una distrazione maltese. Nella ripresa al minuto 20 Donnarumma realizza il terzo centro. Il quarto al 27esimo porta la firma su punizione di un Cicerelli in forma campionato, motivato anche dal prolungamento contrattuale. Toscano opera alcuni cambi. Dalla panchina arrivano le risposte attese, da Andrea prima e Lunetta dopo per il 6-0 finale. Applausi del pubblico in attesa dell'esordio in Coppa Italia a Crotone. La dirigenza sposta le attenzioni sul mercato, una prima punta forte e alcune cessioni nell'agenda di Pastore. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione continua con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.